c'è grandissimo entusiasmo, lo sarà anche qui, domenica entrerà Feltre alle 16:30 e sarà un momento di veramente grandissima condivisione per tutti i bellunesi. L'auspicio è che siano numerosi i bellunesi ad accogliere la fiamma olimpica. Il sito Dolomind si augura che l'evento possa accendere davvero il sorriso sui volti di chi, a dirla tutta, è rimasto un po' freddino fino ad ora. A guardare l'entusiasmo che sta sostenendo i tedofori nel viaggio in Veneto, i presupposti ci sono. L'ho sempre detto che la presenza della torcia, della fiaccola, della fiamma sul nostro territorio avrebbe sicuramente scaldato i cuori di tutti e fatti entrare in quello che era il clima olimpico, come lo stiamo vedendo dalle immagini in tutte le città dove i tedofori la portano. C'è grandissimo entusiasmo, lo sarà anche qui. A Belluno la festa scatterà alle 17 in Piazza dei Martiri e si concluderà all'accensione del braciere prevista attorno alle 19:30. Organizzazione farraginosa, gestita però nel migliore dei modi dagli uffici comunali. Finalmente un coronamento di anche più di un anno di lavori, di iniziative per le scuole, per la cittadinanza, iniziative culturali che abbiamo fatto sul tema delle Olimpiadi e quindi adesso arriva la luce della fiamma olimpica a Belluno. Ancora top secret ufficialmente per motivi di sicurezza l'identità dei tedofori, fatte salve le 3 indicazioni consentite ai comuni per le tappe della fiamma a Belluno e a Cortina. È stata chiaramente un'operazione un po' controversa perché Belluno fortunatamente sforna un'infinità di campioni, però 3 ne dovevamo scegliere e abbiamo cercato delle motivazioni concrete su questi 3 nomi. Che sono Deborah Darold, campionessa mondiale a squadra nel tiro a segno dinamico, e gli atleti paralimpici Davide Giozzetta e Lorenzo Iannetti, che vanta 8 medaglie ai mondiali di Bangkok dello scorso settembre. Abbiamo visto Iannetti ieri vicino al Presidente della Repubblica, qual è stata l'emozione? Lorenzo è un ragazzo fantastico, io ho avuto modo di conoscerlo un paio di anni fa, l'abbiamo invitato in comune col sindaco quando facevamo le pergamene dello sport, è il simbolo della determinazione, del sogno che diventa realtà e del non porsi mai dei limiti.